Voglio, io non so a che santo mi devo votare, no, perché io spero sia una stronzata quella lì che ha scritto Kylian Mbappé ieri sera, perché se ne sta parlando ultimamente, in questi ultimi mesi se ne era parlato, poi c'è stato l'aumento di capitale della Juventus, Agnelli che nella conferenza stampa dei soci ha detto non vi preoccupate che il prossimo anno la Juventus tornerà ai vertici della Serie A, ai vertici in Europa. E poi ieri sera che Mbappé fa questo tweet un po' strano con scritto zebra, coming zebra, cioè, aiù, le zebre sono loro, per farvi capire, è la Juventus. Cioè, che cazzo sta succedendo ora? Io sono da tifoso napoletano, aiù, lo sapete, no? Io sono un po' preoccupato perché se questi veramente prendono Mbappé, e vi dico la verità, io sono convinto che prima o poi un'offerta gliela faranno a Mbappé, come è stata l'offerta per Cristiano Ronaldo. Tutti dicevano, ma figurati se la Juventus ha i soldi per pigliarsi Ronaldo. Se pigliate Cristiano Ronaldo, hanno fatto i debiti, tanto poi, debiti, non debiti, che ce ne fotte a Juventus, aumenta il capitale, non c'è nessun problema. Però voglio, se questi si pigliano veramente Mbappé, e che cazzo giochiamo a fare l'anno prossimo? Cioè, questo che io vi voglio dire, che cosa giochiamo a fare l'anno prossimo? Sarebbe clamoroso un arrivo di Mbappé in Italia, a parte porterebbe un po' di brio a questo campionato di Serie A perché è carente di campioni, diciamoci la verità, sì, campioni ce ne sono, ma chi sono i campioni che stanno ora in Serie A? Basta guardare le figurelle che facciamo andando in Europa, in Champions League, in Europa League, in Conference League, vabbè c'è la Roma che tiene alto il morale dell'Italia, però è pur sempre Conference League, però c'è da dire pure che la Roma è quella che ha preso più punti europei nelle ultime stagioni, quindi devo fare i complimenti alla Roma, non a Mourinho, perché io Mourinho lo reputo un allenatore misero, io l'ho sempre detto e lo continuo a sostenere che Mourinho è un allenatore misero, sarò smentito lunedì contro il Napoli, ma non mi interessa, per me Mourinho è un allenatore bollito, punto, basta, non mi interessa niente. Poi ognuno ha la sua opinione, addirittura mi sono arrivati commenti sotto il vecchio video del Bodo Klimt Roma dove la Roma ha perso, ah, tu di calcio non capisci niente. Quanto guadagna Mourinho? Dove sta la Roma? Cosa sta facendo ora la Roma? Almeno la Roma doveva giocare per un'ipotetica Champions League? Eh? Ora tu esci dalla Conference League contro il Leicester, perché tutto è possibile, perché lo sapete, no? Le squadre inglesi sono forti, naturalmente. Come la mettiamo nome? Ah, va in Europa League? Farete casino a Roma? Cioè comunque, detto questo, bella la cosa dello stadio pieno ieri, anzi bellissima perché avere così tanti tifosi in una partita dove non conta praticamente niente, io non penso a Napoli si sarebbe riempito lo stadio, anzi penso ci fossero stati 10.000 tifosi, basta guardare in Europa League. Comunque, detto questo, parliamo un po' di questo Kylian Mbappé perché ieri si è infiammato il calciomercato perché se questo veramente se ne esce con queste uscite secondo me qualcosa c'è sotto perché Mbappé non è scemo. Mbappé chi lo dava al Real Madrid, chi lo dava al City, addirittura qualcuno diceva Haaland andrà al City, Mbappé al Real Madrid, poi si sono invertiti, Haaland al Manchester City no, Haaland al Real e Mbappé al City, cioè. E ora è uscita questa notizia bomba proprio di Mbappé alla Juventus. E ragazzi, se qualora fosse confermata, io lo continuo a ribadire, sarebbe un colpo clamoroso per la Juventus, perché tu con Vlahovic da un lato e Mbappé da quell'altro, poi c'hai Chiesa, tanta roba. Poi dobbiamo vedere Allegri se lo adatterà a terzino sinistro come farà a suo solito con gli attaccanti. Basta guardare Vlahovic, calato di media clamorosamente con la Juventus, però ci sta, squadra nuova, allenatore nuovo, ti devi adattare, non sono un estimatore di Allegri comunque, sappiatelo, ma tanto già lo sapete perché io e Allegri non andiamo proprio d'accordo, non mi piace come allenatore, troppo sicuro di sé Allegri, non mi è mai piaciuto, sono sincero, già dai tempi di Cagliari. Comunque, detto questo, qualora dovesse arrivare Mbappé alla Juventus, il Napoli come potrebbe rispondere a questa provocazione? Se poi la vogliamo chiamare provocazione, perché se poi se lo comprano non è più una provocazione, ma è un atto di guerra alla Serie A, perché di sicuro
di sicuro piglieranno ampio margine rispetto a Inter, Milan e Napoli e Atalanta, addirittura che io ci metto pure l'Atalanta. E quindi il Napoli dovrebbe rispondere con Traoré del Sassuolo, con Raica, come cazzo si chiama Miss. Osimhen non si sa se resterà a Napoli, se andrà in Premier League. E ragazzi, mi ha destabilizzato questa notizia di Mbappé alla Juventus, sono veramente sincero, perché voglio... È tosta, perché se tu pensi alla squadra che hanno ora, va bene, che c'hanno Vlahovic, gli manca Chiesa, perché voglio, secondo me Vlahovic con Chiesa potrebbero fare veramente cose belle. Scusatemi, piccolo taglio, era andato un attimo da Diego che c'aveva un po' di tosse. Comunque stavo dicendo, perché loro con Vlahovic, poi c'hai Chiesa dall'altro lato, c'hai Mbappé, poi come li farai giocare questi giocatori? Di sicuro metterai 2 punte e dietro metterai Chiesa, cioè è quello che io voglio capire, se è una provocazione di Mbappé o qualcos'altro, perché mi sembra strano che Mbappé preferisca la Juventus o a un Real Madrid o a un Manchester City, per farvi capire. Poi, come detto, nessuno sa cosa vogliono fare questi calciatori, di sicuro andranno dove gli offrono di più, non stanno a guardare dove vanno. Io penso se a Mbappé gli arriva un'offerta dalla Cina e gli danno 100 milioni a stagione, fidatevi che andranno pure a prendere 100 milioni in Cina, perché voglio... nel calcio d'oggi non esistono più bandiere, non esiste più niente. Si era mosso addirittura Macron per far rimanere Mbappé in Francia, perché lo sapete, no? I francesi come sono attaccati loro a queste squadre francesi. Poi il Paris Saint-Germain c'ha molto marketing in Francia, e per muoversi Macron significa che tu proprio non lo vuoi far partire a questo Mbappé, però staremo a vedere. Come si dice, chi vivrà vedrà. Però io non so quanto gli costerebbe all'anno di contratto, Mbappé. Se davano 30 milioni a Ronaldo, io penso che altri 30 milioni per Mbappé se li possono permettere, perché voglio, come detto, possono fare gli aumenti di capitale che vogliono loro. Tanto poi la finanza loro non gli farà niente, ma rompono i coglioni al Napoli per Osimhen, perché non l'ha pagato 50 ma l'ha pagato 70, e noi andiamo a vedere queste cose, ragazzi. In Italia si guarda queste cose, non si guardano quelle altre, e che ci vuoi fare? Comunque io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, vi ringrazio veramente tanto, perché stiamo crescendo veramente tanto nell'ultimo periodo. Solamente negli ultimi giorni abbiamo fatto più di 30 iscritti, 17, 20, sì, forse 30 iscritti, meno dell'ultimo mese, ragazzi, proprio da inizio mese. Oggi è 15, in 15 giorni abbiamo fatto 33 iscritti se non sbaglio, quindi vi ringrazio veramente tanto, perché è grazie a voi che il canale continua a crescere e ha più visibilità. Poi mi raccomando, il tasto mi piace è importante, condividi uguale, l'iscrizione uguale, però anche se entrate qui solo per vedere questo video, vi ringrazio veramente tanto, perché date possibilità a un piccolo creator come me di crescere qui sul tubo. E ragazzi, credetemi che crescere qui su YouTube è veramente difficile, perché ci sono canali che hanno milioni e milioni di iscritti e riescono a fare poche visualizzazioni. Io che ho appena quasi 3000 iscritti, in alcuni video supero le 500 visual, ragazzi, vuol dire veramente tanto, e questo è grazie soprattutto a voi. E poi grazie a YouTube che con l'algoritmo ogni tanto ti aiuta. Ora, detto questo, iscriviti al canale, condividi questo video e fammi sapere cosa ne pensi di Kylian Mbappé alla Juventus. Dal mio parere spero non arrivi mai alla Juventus, perché se arriva alla Juventus vinceranno per i prossimi 9 anni. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!